Seconda giornata di ritorno nel campionato di Serie B femminile. Il Calcio Padova torna sul campo di Via Vermigli per cercare di riscattare le ultime due sconfitte consecutive in trasferta. Avversario è il Marconi in un derby molto sentito, anche perché il Padova deve vendicare la sconfitta dell'andata e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Partono meglio le biancoscudate, c'è questo tiro di Saggion che sfiora la traversa dopo 4 minuti. Poi è il Marcon a prendere un pochino il sopravvento a metà del primo tempo. Brava Martina Donà su questo primo tiro di Marangone. Poi al quarto d'ora è ancora Marangon che cerca con il destro ma non inquadra la porta al 25esimo minuto. Invece ancora bravissima Martina Donà ad uscire quasi alla disperata e a salvare ancora la sua porta. Poi si scuote nel finale del primo tempo il Padova, che va vicino al vantaggio con questa bella girata di Spagnolo che termina fuori. Si arriva nel secondo tempo, 9 minuto, c'è questa azione manovrata del Marcon sulla fascia sinistra, molto bello questo scambio che porta al cross basso ed è il gol del vantaggio del Marcon, sempre con Marangone. Dopo 9 minuti del secondo tempo le veneziane vanno in vantaggio, veramente pregevole questa azione. Il Padova però è sotto immeritatamente e attaccherà per quasi tutto il secondo tempo. Ci prova prima Catuzzo che sfiora il palo con questo bolide di sinistro, poi guardate cosa succede alla metà del secondo tempo. Il primo tiro di Fabruccio salvato sulla linea, poi ci prova anche Alessia Mazzucato, ancora un salvataggio, il tiro di Peruzzo, poi Nicoletto, ancora Fabruccio, ancora la parata del portiere. Che sfortuna qui per il Padova che però insiste. Saggion, un dribbling, entra in area di rigore, il tiro parato dal portiere. È un assedio quello biancoscudato, le ragazze di Murro meriterebbero almeno il pareggio. Ci prova ancora Peruzzo, il suo sinistro è parato, calcio di punizione, colpo di testa di Saggion che sfiora il palo. Ancora Catuzzo per Peruzzo che ci prova anche da fuori, la palla termina alta. Il Padova mette in campo tutte le energie che ha, poi nel finale rischia anche di subire il raddoppio, ma è ancora bravissima Martina Donà. Le biancoscudate però non ce la fanno e devono capitolare immeritatamente anche contro il Marcon. Finisce 1-0, adesso la prossima trasferta sarà in casa dell'Inter.